amici e cittadini, mi pare che noi abbiamo qui due ottime candidature. Gente sobria. Se riguardate in controluce con i loro avversari, ne vedete immediatamente la differenza. Qui stiamo parlando di gente seria, che è disposta a concentrarsi sui problemi, che non ama gli effetti speciali, e credo che sia gente in condizione non solo di affermare, di affermarsi nella capacità amministrativa, ma anche di dare il segno di una politica così come via via vogliamo costruirla. Una politica carica di valori ideali, ma che sa che questi valori ideali devono ritrovarsi nella concretezza, nel dialogo con la gente, mettendosi appunto all'altezza degli occhi da pari a pari, perché può anche darsi che ci sia maggior fortuna per i demagoghi o per quelli che pensano di dettare il compito, ma noi non saremo mai di quel genere lì, non possiamo essere di quel genere lì. Questa competizione di Venezia è crucialissima, come potete capire, è crucialissima. Io sono portato a pensare che sarà un appuntamento che ci darà soddisfazione, guardate. Sono portato a pensare questo, per la forza che abbiamo, per lo schieramento che abbiamo, per lo splendido candidato che abbiamo. E certo, non abbaia come l'altro, è un po' più di peluche, ma si vede anche la solidità, si vede la serietà, e questo alla fine viene fuori, anche perché ho sentito che voi dite giustamente, un ministro deve fare il ministro. Io non credo che Brunetta abbia accumulato risultati sufficienti da ministro a dire posso occuparmi d'altro, perché i risultati sono zero meno, ve lo dico io, sono zero meno, un sacco di chiacchiere, al dunque ci sono due parametri per capire se la pubblica amministrazione migliora, eccetera. Se si razionalizza dal lato di quel che costa, migliorando l'efficienza. Questi sono i parametri, e nell'efficienza c'è la tua capacità di semplificarti rispetto al rapporto col cittadino e con l'impresa. Su entrambi questi parametri siamo andati indietro, e con tutta questa storia ideologica dei fannulloni ha coperto questo risultato disastroso. E quindi voi dite adesso questo non può fare il sindaco perché lo farebbe solo nel weekend. Ma guardate che sarebbe in grado di fare disastri enormi anche solo nel weekend. Non sottovalutatelo! Cioè, quello è il complesso napoleonico. Io me l'immagino, io non lo vedo, ma lo conosco da quel dì, non lo vedo, ma me l'immagino che promette, fa cose, e sono sicuro che prometterà, diciamo, dal punto di vista dell'immaginario, delle cose fantasmatiche. Ecco, io sono sempre della linea rispondere combattivamente, tenendo molti piedi per terra. Io ho sentito le prime tre proposte che vogliono alzare lo sole, mi paiono azzeccatissime. Io penso sempre in generale che una città è prima di tutto, poi c'è l'immaginario, è un luogo di vita e di lavoro. Cioè, quando noi abbiamo preso delle botte a volte, no? Abbiamo preso Bologna, abbiamo preso Roma, anche un posti. Mediamente le abbiamo prese quando ci siamo dimenticati di questo concetto, che la città prima di tutto, poi puoi fargli finché vuoi, ma è un luogo di vita e di lavoro. Ci sono dei cittadini che ci vivono, che lavorano, hanno dei problemi, hanno le cose,
poi ti metti dentro un disegno ovviamente queste cose, ma non perde concretezza. Una città deve tenere assieme per esempio le sue vocazioni, potrà valorizzarle uno l'altro, non può buttarle via. Uno potrà dirmi devo reinvestire per una nuova prospettiva industriale, posso capirlo, non può dirmi butto via la prospettiva industriale, perché è come castrarsi di un pezzo. E io voglio salutare, ho incontrato prima i lavoratori della Rinaldiera, mi fa molto piacere che si è fatto un circolo del lavoro lì, credo che noi dobbiamo tornare organizzati sui giorni del lavoro. Cerchiamo di farla vivere questa nostra idea dentro gli ultimi giorni della campagna elettorale. Diamoci da fare tutti, qui è un dato importante, lo sapete, per voi, ma anche per il Paese, deve venire da qui un grande messaggio di fiducia, di speranza e di riscossa civica e democratica in questo Paese. Grazie a tutti.